Buongiorno, oggi vi porto con me a conoscere 10 cose essenziali quando andate accattando la pescheria, a Mucè. La prima cosa che facciamo vedere oggi, allora, la triglia di scoglio e la triglia bianca, detta fango. Allora, la triglia di scoglio porta squama, guardate qua, e poi è giallo-rossa, vedete, se io la metto sul piatto mantiene, non scivola. Triglia bianca, essendo che non ha le squame, guardate che fa, se ne scenna. Questa è la prima cosa. Vi mostrerò il gambero congelato e il gambero fresco. Questo è un gambero fresco, è di Crotone e si chiama gambero viola. Esiste pure il rosso, però quello là è di Sicilia, di Mazzaro. E poi questo qua è un gambero decongelato argentino. Questo qua è arancione e questo è rosso. Vedete la differenza? Poi faccio vedere la pezzogna locale e la pezzogna all'estero. Guardate la pezzogna locale, vedete a vicino, vedete? Questa qua, la coda della pezzogna locale è arancione, guardate qua. Pure la penna, guardate i colori lucidi, questa è una pezzogna che viene all'estero, è rosso, guardate qua, guardate la differenza, guardate qua, questo è il prodotto locale e questo qua estero. Vi faccio conoscere i 4 tipi di vongole. Questa è Portogallo, come si riconosce, dal guscio doppio e più chiara. Questa è Tunisia, piccolina, bella, la chiamiamo vongolella pesana, però è Tunisia. Questa è Laguna di Venezia, sempre guscio doppio, però più scura, e che sia Sardegna, vedete? Guscio sottile e più saporito. Questa varia da 8 a 10 euro, Tunisia dai 12 a 16 euro, Laguna di Venezia dai 12 a 16 euro e Sardegna dai 20 a 30 euro. La domanda più richiesta del giorno: come si mantengono i frutti di mare? O frutti di mare si mantengono, lo prendete con un panno umido, li mettete dentro, vedete, ad fare tipo una caramella, la chiudete così, ben stretti, dovete fare in modo che il frutto di mare non si va a rapire. Poi lo mettete dentro la calopasta così e un piatto sotto, perché se gocciola, la goccia va nel piatto, vedete? E lo mettiamo in frigo. Ora è il momento della seppia, vi faccio vedere come si vede la seppia locale e la seppia Francia. Questa è una seppia locale, guardate qua da vicino che fa, la muovete e è viva ancora, poi dagli occhi, guardate l'occhio come è tena, viva, bella, guardate la seppia della Francia, guardate qua, gli occhi ce l'ho opachi perché hanno un paio di giorni, e poi guardate com'è, perde colore e perde lucidità. È bella fritta, è bella a tondina, è bella cupacita, fiarelle e proprio imbottite, si può fare tutte maniere, ma lo faccio capire con calamaro fresco e calamaro estero. Questo è un calamaro fresco, guardate sempre gli occhi, guardate qua, che non è lui che Sofia Loren quando teneva 20 anni, e si vede dal colore quando lo toccate. Questo è calamaro Francia, guardate qua, sempre fresco, però guardate gli occhi come li porto, opachi. Adesso è l'ora dell'orata, ora facciamo vedere l'orata greca, guardate qua, piccola, opaca, non dentro colore, questa è la vada in vasca greca, vedete? E poi abbiamo l'orata toscana, allevamento a mare, guardate qua, guardate l'occhio, bello lucido, guardate qua, porta le squame, guardate qua, il colore via dorata, e questo è l'orata allevamento a mare toscano. È ora del polipo, potete fare questo qua, insalata, che patano, potete fare con spaghetto, potete fare con vino, pure pombriaca. Il moscardino va fatto, sistemato, capo un marulil e 2 olive e chiapparelli. Allora, ora vi spiego, questo è il verace, guardate il gruppo verace, vedete, porta 2 bottoni e questo è verace. Questo è moscardina, che noi chiamiamo sinisca, vedete, sempre vivo, sempre roba pesana, una fortuna, verità. Però questo lo potete fare solo con marulel, con olive e chiapparelli. Questo lo potete fare tutte 5-6 maniere, lo potete fare pure all'astuto. Questo è il polipo. Questa impressa che casa non fuino, guardate qua. Allora, vi faccio vedere l'astica canadese e l'astica americana. Questa è americana, sempre viva, però guardate qua, è più mollaccia qua, e guardate qua, lo scrocco è più molla pure di testa. Invece questa qua è una capa tosta, sapete che è una capa tosta? È dura di carne e pure tosticata. Però facciamo un grande spaghetto con tutti e due. La differenza qual è? Questa è più molla e questa carne può tirare vicina ed è come una pulla paesana. E questo è l'attice. Ragazzi, spero che andate questo video vi sono stato d'aiuto. Ci vediamo alla prossima puntata per imparare come si pulizza il pesce e come va mantenuto. Avete capito? Lo voglio bene. Un bacio a cascata.